Va ora in onda Potere al Popolo. Ma è chiaro, potere al popolo è potere al territorio, è potere ai cittadini, potere all'ascolto del territorio e dei cittadini. Ancora il buongiorno, Sammy Varini in diretta dagli studi di Milano, via Bellerio 41, Radio Libertà. E arrivano gli ospiti, e certo, e siamo pronti ad ascoltare il territorio. Oggi, tra pochi minuti, parleremo con Legnano, storica città vicino a Milano, una roba bellissima perché dentro nella nostra immaginazione c'è il guerriero, con lo spadone. Legnano è questo. Per chi ci segue da Roma, da Caltanissetta, eccetera, il simbolo della Lega è il guerriero con lo spadone. C'è ancora in piazza? C'è ancora. Non l'hanno tolto. Nonostante la sinistra governi Legnano negli ultimi anni. Ne parliamo tra poco. Subito il Qui Parlamento, perché ci colleghiamo con Roma. E ancora una volta è Roma che comanda. Vai. Qui Parlamento. Siamo all'interrogazione 3-2659 presentata dai deputati Giaccone e altri, che ha oggetto iniziativa a favore delle aziende specializzate nei semi lavorati dell'acciaio in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza globale. Il deputato Giaccone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. L'interrogazione della Prego. Lega illustra Giaccone. Signor Ministro, la scorsa settimana ESN, contratto di rete che raggruppa realtà europee operanti nel settore elettromeccanico, ha proclamato un fermo impianti contemporaneo di un'ora in più di 20 stabilimenti in Europa. In Italia hanno aderito realtà come la Lagor di Cerro Tanaro, in provincia di Asti, produttrice di nuclei magnetici per trasformatori, e la Trancerie Emiliani SPA. Un'iniziativa di sensibilizzazione costruttiva per lanciare l'allarme sulla concorrenza di paesi extra UE, nello specifico della Cina, che sta inondando il mercato di prodotti semilavorati, di fatto eludendo le misure antidumping UE che si applicano al solo coil. È una minaccia per l'occupazione, una minaccia per tutta una filiera, quella che lavora per l'infrastruttura elettrica, che è strategica per la sicurezza energetica europea. Come Lega chiediamo quindi al governo di attivarsi nelle sedi europee per tutelare la nostra competitività e i lavoratori. La ringrazio. Ministro Urso, a lei la parola per la risposta, prego. L'accorato appello delle imprese della filiera è stato da noi accolto e condiviso. Abbiamo convocato un'apposita riunione che si svolgerà domani mattina al Ministero con le associazioni rappresentative della filiera dei semilavorati dell'acciaio che hanno promosso l'iniziativa a Bruxelles. Incontro a cui parteciperanno anche gli altri dicasteri e membri del Parlamento europeo che si sono fatti promotori di iniziative per salvaguardare la siderurgia italiana ed europea rispetto alla concorrenza sleale. Peraltro, ne parlerò anche tra poco con il commissario europeo Séjourné, con cui abbiamo condiviso le misure di salvaguardia sull'acciaio che hanno dimezzato le quote e raddoppiato i dazi nei confronti delle importazioni dalla Cina. Siamo consci in particolare delle problematiche specifiche della filiera degli acciai elettrici e della necessità di proteggere anche i settori a valle della siderurgia, la cui competitività è messa a rischio dalla forte pressione dei mercati internazionali sulle nostre aziende europee e italiane. La mancata estensione alla filiera porterebbe infatti alla invasione di prodotti semilavorati e finiti che costano dal 40 al 60% in meno dei nostri, anche perché realizzati in ben altre condizioni ambientali e produttive. In queste settimane a Bruxelles è stato raggiunto un accordo politico in attesa di approvazione formale sulla proposta di un nuovo regolamento dell'Unione Europea di tutela dell'industria siderurgica dagli effetti negativi della sovraccapacità produttiva di acciaio. Il nuovo regolamento ha l'obiettivo di introdurre uno strumento strutturale in grado di proteggere il mercato siderurgico europeo dagli effetti della sovraccapacità globale e andrebbe a sostituire le attuali misure in scadenza il 30 giugno. Siamo impegnati inoltre con gli altri dicasteri per garantire un'estensione efficace e ampia del CBAM alle industrie a valle e affinché si proceda in via di urgenza nella revisione del meccanismo infernale degli ETS che grava sulle imprese europee
e in particolare ancor più sul sistema Italia per il mix energetico sbilanciato che abbiamo, non potendo produrre energia nucleare. Facoltà di replicare il deputato Giaccone, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta. La Lega da sempre sostiene che il Green Deal, così come è stato pensato, avrebbe rischiato di far perdere competitività alle nostre imprese rispetto a quelle di paesi che non hanno le nostre stesse regole in materia di protezione ambientali, di emissioni, di tutela del lavoro. Per quanto riguarda le misure antidumping dell'Unione Europea, è fondamentale che vengano rinnovate e ampliate per arrivare a coprire sì anche l'importazione di nuclei, ma riteniamo che sarebbe importante estenderle lungo l'intera catena del valore, perché abbiamo visto che quando le misure sono applicate al solo coil vengono bypassate. E dovranno essere implementate e potenziate misure anti-elusive ad hoc per avere un sistema di controllo efficace in grado di intercettare violazioni. Occorre poi, l'ha citato anche lei, lavorare sul CBAM, cioè il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Una misura questa pensata per imporre un prezzo sul carbonio per merci ad alta intensità di emissioni importate da paesi extra UE. Questo sistema va migliorato perché ora come ora rischia di provocare problemi e di essere incompleto. Di provocare problemi perché ad oggi è complicato stimare il valore, lo si fa sulla base di pubblicazioni trimestrali dei prezzi dei certificati CBAM sull'importato 2026, anche se l'acquisto inizierà dal 2027, una situazione quindi quasi di retroattività che genera incertezza. Inoltre sappiamo che il sistema delle certificazioni per quello che riguarda le emissioni dei produttori UE funziona ed è efficiente, ma nutriamo qualche dubbio che la stessa precisione e la stessa trasparenza sia applicata dai produttori extra UE, quindi anche qui una necessità di controlli. In ultimo, anche il sistema CBAM, per essere completo ed efficace, deve essere esteso lungo l'intera catena del valore. Solo così riusciremo a salvaguardare lavoro, competitività e questo settore strategico per l'Europa. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Carnevale in Samba, per l'estate danzando a Casablanca con te. Na 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 na, na 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 na, la città di notte accende le sue luci, luci al neon verde. Na 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 na, na 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 na, Casablanca. Na 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 na, na 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 na, no 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 no, Casablanca. Na 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 na, na 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 na. Carnevale in Samba, canta e balla insieme a me e perdiamoci stasera tra la gente. Carnevale in Samba, la tristezza se ne va, per un attimo vedrai la tua vita cambierà. Ma questo è un
buona, per noi fricchettoni anni 70-80, Alan Sorrenti. C'è un album, Figli delle Stelle, c'è una canzone, Casablanca, e Alan Sorrenti è entrato nella prestigiosa collezione di vinili della Universal, grazie anche a un intervento tecnico e creativo di revisione scrupolosa delle tracce originali. Se siete maniaci degli anni 70-80, Figli delle Stelle, l'album di Alan Sorrenti, lo trovate anche in questa nuova versione. Zitti zitti, tutti fermi, sono le 11:14, avete capito che abbiamo un ospite in studio, avete capito che si parlerà di Legnano. Siamo alle porte di Milano, siamo in quella città storica con il guerriero e con lo spadone ben sguainato verso l'alto. Cos'è successo a Legnano qualche anno fa? Ce lo riassume in 2 minuti il TG5. 5 anni fa l'inchiesta Piazza Pulita causò la caduta dell'intera amministrazione comunale di Legnano. L'ex sindaco fu arrestato. Ora tutti gli imputati sono stati assolti. Nel mese di giugno c'è stata l'arringa del procuratore generale, il quale chiede l'assoluzione per tutti i capi di accusa. Tutti assolti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato e per di più su richiesta dell'accusa. È finita così la vicenda dell'ex giunta di Legnano, 60.000 abitanti alle porte di Milano, iniziata 5 anni fa nel 2019. Per l'ex sindaco, il leghista Giambattista Fratus, il suo vice Maurizio Cozzi e l'assessora alle opere pubbliche Chiara Lazzarini, entrambi di Forza Italia, sono cadute le contestazioni che li avevano visti condannati in primo grado nel 2020. La vicenda Piazza Pulita, il nome dell'inchiesta, aveva determinato la caduta dell'amministrazione comunale e le elezioni, in seguito alle quali aveva vinto il centro-sinistra che tuttora governa Legnano. L'ex sindaco, allora condannato a 2 anni e 2 mesi, era finito ai domiciliari. Oggi, dopo che la sua carriera è stata distrutta e dopo tanta sofferenza, racconta così quel giorno. Erano le 6:15 del mattino del 16 maggio del 2019. Sento suonare il campanello e mi trovo la finanza che mi dice che lei è in arresto. Mi hanno portato in una caserma, mi hanno preso le impronte digitali. Si è fermato, ma il grandissimo Fratus, a lui dedichiamo un applauso perché non ha fatto niente, signori. E questo servizio del TG5 forse andrebbe trasmesso una ventina di volte al giorno. Siamo a Legnano. Con me, non so se l'avete capito dalla maglietta che mi ha omaggiato, ragazzi, sua figlia è stata dolcissima, ha beccato anche la misura giusta. Con me c'è il candidato a consigliere comunale per Legnano a sostegno di Mario Almici, sindaco con noi, Stefano Branca. Ciao. Grazie Sammy, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Grazie per essere passato a salutarci, ma era doveroso, ragazzi. Ne abbiamo parlato in rassegna stampa ancora ai tempi, ne abbiamo riparlato più recentemente, ma adesso a Legnano, come in altre grandi città, che giorno è che si vota? 24 e 25 maggio. Ragazzi, siamo qua. Sì, mancano 2 settimane. Pochissime settimane. Rush finale. Ragazzi, bisogna spargere la voce. A Legnano, alle porte di Milano, la città simbolo della Lega, si vota e bisogna fare qualcosa per cambiare. Cos'è successo? L'abbiamo riassunto, fatto sta che adesso a Legnano è arrivata la sinistra. Eh sì, a Legnano è arrivata la sinistra e tra l'altro hanno fatto 5 anni e qualche mese in più per via di quello che è stato il coronavirus, periodo del Covid, quindi hanno governato anche di più, no? Non basta aver avuto la sinistra a Legnano, quindi elezioni democratiche, ma poi alla fine ci hanno strappato la città che avevamo come Lega dopo 2 anni con un'inchiesta che è stata ovviamente, come hai detto giustamente te, si è rivelata totalmente basata sul nulla. Cioè, capite? Noi abbiamo fatto un referendum che è stato cassato per cercare un attimo di cambiare questa magistratura, determinate situazioni che portano la magistratura a essere troppo politicizzata.
viene sempre il dubbio che anche in questo caso ci fosse qualche taratura, ma è un dubbio lontanissimo, chiaramente. Fatto sta che governo leghista, governo di centrodestra spazzato via, tutti erano cattivi, poi è saltato fuori, non avevano fatto assolutamente niente. Fratos, noi ti amiamo, ma soprattutto adesso bisogna guardare avanti e in questo caso far riportare il centrodestra a governare la città di Legnano. E non solo Legnano, perché il 24 e 25 maggio si vota in altre città importantissime e lo sapete, sarà una cartina tornasole potentissima per questo governo. Se dovessimo fallire ancora una volta, ci fa un culo della miseria la sinistra, ragazzi, fino alla prossima estate, quando si voterà per le elezioni nazionali. Allora, Stefano Branca, lui lo trovate, prima di tutto lo trovate con i gadget, accendino, portachiavi, penna, matita, la maglietta, vi ribadisco, bellissima. Com'è che si chiama tua figlia? Giada. Giada, ti amiamo, Giada, veramente bellissima. Con scritto Sammy! Con scritto Sammy! Questa me la porto. Non esco adesso da Bellerio con questa maglietta perché se c'è fuori qualcuno dei centri sociali mi riconoscono subito. Mentre così io normalmente esco sempre con qualcuno e se chiedono di Sammy, è lui Sammy, do sempre la colpa. Così ti riconoscono subito, così non puoi sbagliare. Questo è un problema veramente. Senti, Sì. quali sono i danni che la sinistra ha portato avanti in questi anni? Perché lo sapete, Allora. loro hanno lo stampino, loro lavorano con questa ideologia di sinistra ovunque governino, dalla piccola alla grande città, le manie che hanno bacato il loro cervello, in senso buono, niente di offensivo naturalmente, dipende dai punti di vista, sono sempre quelle. A Legnano che schifezze ha fatto il centro-sinistra in questi anni? Ti dico, O rispondendo... che schifezze guarda, voleva fare, non c'è ancora riuscito e te le fa sicuramente il prossimo giro, certo, attenzione. certo. Ma guarda, ti rispondo soprattutto dicendoti quello che sento volantinando, stando in piazza con le persone, perché noi siamo comunque un movimento che sta in mezzo alla gente, un movimento che parla con le persone, e io tutte le persone che incontro mi dicono: la città è diventata insicura, la città è diventata sporca, la città è diventata grigia. Quindi la città si è, se vuoi, spenta sotto un certo punto di vista, e poi c'è l'ideologia, come tu dici giustamente, c'è sempre l'ideologia di sinistra delle piste ciclabili ovunque. Ora Le piste ciclabili, ragazzi. A Milano è una tortura ormai, non possiamo andare più da nessuna parte che non troviamo una pista ciclabile che ferma completamente il traffico. Guarda qui Val di Tara, fa vedere Val di Tara, è venuto a trovarti Val di Tara. Val di Tara è ragazzi. venuto a trovarci, assolutamente, è stato sabato scorso eravamo, come ti dicevo, sempre col gazebo, sempre con tutti i cittadini. Dove fai postazione? Se uno ti vuole venire a salutare nei prossimi giorni, che siate elettori a Legnano oppure no, chiaramente, Sacra Legnano, dovete passare a salutare Stefano Branca. Dov'è che ti trovano? Piazza San Magno, siamo giù questo sabato, la mattina, la sera, Piazza San Magno, ci trovate in piazza. E anche la domenica nella postazione, che chi è della zona che riconosce, la postazione comunque del pezzettino di Piazza San Magno che va verso la fine, verso Corso Garibaldi. Chiedete nella comunque, Sacra Legnano, trovate Piazza San Magno. Comunque mi vedete perché sono quel pazzo in mezzo alla piazza con volantini, gadget, bravo, le persone. Ma la cosa importante non è tanto mettere il volantino in mano alla persona, la cosa importante è dare il volantino e parlare con le persone. Dare il volantino e dire: sono candidato, ci metto la faccia, sono qua e ti sto ascoltando. Questa è la cosa più importante e che la gente capisce, perché se tu fai il volantinaggio, fai la presenza, non basta, bisogna ascoltare. Ascoltare, che è quello che non ha fatto la giunta di sinistra in questi anni. La giunta non ha ascoltato, la giunta è andata avanti per la propria strada, come ti dicevo, tra le tante cose mi dicono: troppe piste ciclabili, ha messo piste ciclabili ovunque. Ora, io sono ciclista, sono corridore, sono sportivo, però ci vuole anche un minimo di razionalità nel fare le cose. Se tu mi fai, come abbiamo una via, la pista ciclabile con le macchine che parcheggiano in retromarcia passando sopra la pista ciclabile, è un pericolo.
non è mai successo nulla. Lì andava benissimo così. Le piste ciclabili ci stanno, vanno bene, vanno messe in sicurezza, vanno messe con il cordolo dove ci sono rischi, ma l'ideologia di farla sempre, comunque a forza, senza ascoltare, quello no. Quindi Diventa odio verso chi ha l'automobile, odio verso gli automobilisti, soprattutto quelli chiaramente che non sono danarosi e non hanno ancora comprato l'auto elettrica, perché altrimenti certo. colonnine elettriche per tutti quanti, riempiamo i parcheggi di colonnine elettriche che poi non usa nessuno, perché guarda caso siamo ancora un po' indietro e non abbiamo così tanti soldi per comprarci l'auto elettrica. Senti, il sindaco, l'aspirante sindaco che noi siamo qui a fare il tifo per lui, si chiama Almici. Mario Almici, Che tipo è? Che tipo è? E cosa porta avanti? Una coalizione chiaramente importante che vede la Lega e non soltanto. Quali sono le priorità in questo momento per questa bellissima città che dovete assolutamente andare a visitare solo per il guerriero? No, anche per altri motivi. Legnano. abbiamo anche a fine questo mese, fine maggio, c'è sempre il Palio di Legnano. Come non dimenticare il Palio di Legnano, che quando governavamo noi c'era il galà del Palio. La giunta Fratus ha portato il Palio di Legnano a New York, abbiamo avuto anche una rappresentanza durante il Columbus Day. Abbiamo avuto tanto. E anche tu ci sei stato dentro, capitano, gran No, no. priore, lui l'Almici. Ah, lui sì, lui di Sant'Erasmo, sì. Cioè, lo conoscete sicuramente perché era dentro a farsi fare il tifo, Gambrione, quindi sì. la faccia sicuramente conosciuta. Argomenti principali della candidatura. Guarda, Che cosa portate a Legnano? apri la prima pagina del nostro programma elettorale, la prima cosa è sicurezza. È quello che la gente ci chiede, la gente ci ferma e ci dice: noi vogliamo stare in una città sicura. Cioè, non dirmi che vi stanno arrivando tutti i clandestini che sono cacciati dalle altre città. Com'è che funziona qua? Perché sai, Più o meno è quello, se ragazzi. dove c'è la sinistra diceva qui possiamo andare, tanto non ci fanno niente, no? Ma sai, l'argomento della sicurezza, no, noi lo diciamo sempre anche in consiglio comunale, lo ribadiamo, non è un argomento di destra, non è un argomento di destra o sinistra, è un argomento di buon senso e tutte le azioni che devono essere fatte per portare sicurezza, illuminare di più le piazze, illuminare i punti bui, dare dotazioni alle forze dell'ordine, fare il terzo turno delle forze dell'ordine, della polizia, coordinarsi, avere un presidio in stazione, cioè far vedere la presenza, far ripartire anche il negozio che chiude, far ripartire il commercio. È tutto collegato, cioè non sono due cose, non basta mettere 2 telecamere che poi più delle volte sono spente, non funzionano, mettere la telecamera e abbiamo risolto il problema. Il problema della sicurezza è un problema complesso, non è un problema, come dico, non è una questione di destra o di sinistra. La sicurezza è un insieme di azioni che deve fare un governo con un buon senso, una serie di azioni mirate, come ti dicevo, dotando anche i nostri agenti di formazione, strumenti adeguati, una regia coordinata e poi parlando con le istituzioni, avere il presidio alla stazione. Queste sono tutte cose che danno quel senso di vivere in una città, una bella città, come dicevi tu, vicino a Milano, che ha il Palio, all'Alberto Giussano, ha tante cose da offrire, ma i nostri cittadini devono sentirsi sicuri di poter circolare la sera, poter andare a farsi una passeggiata in centro, non vedere negozi chiusi o le spaccate che succedono poi il giorno dopo, che sono successe sempre più frequentemente, vediamo le vetrine infrante, perché poi dopo, ovviamente, quando c'è meno controllo, ci sono meno percezione di quello. Sai cos'è il problema? Stavo dicendo però percezione e mi son fermato perché una delle cose che abbiamo sentito dire dalla nostra giunta di sinistra è che a Legnano non c'è un problema di sicurezza, è una percezione Di di problema di nuovo. sicurezza. Capite che sono baccati, ce l'hanno qua in testa per la stessa frase che dicevano a Milano. Adesso ultimamente non riescono più a dirla perché gli si spezza in bocca la percezione, perché ormai c'è da avere paura a uscire a Milano in certe zone e dopo una certa ora non arrivi più a casa, capito? Basta con questa percezione, basta Maranza, signori. Assolutamente. Cerchiamo un controllo importante e soprattutto, vi dico il segreto,
cerchiamo di fare squadra con chi sta governando. Allora, a differenza delle città dove c'è il PD, la sinistra che governa, che sono città praticamente di opposizione al governo, il segreto per risolvere, non con la bacchetta magica, perché non ce l'ha nessuno purtroppo la bacchetta magica, le questioni di sicurezza e non soltanto, è fare squadra con il governo. Al governo c'è il centrodestra, nel bene o nel male. Se il centrodestra vince a Legnano, si riesce a fare squadra maggiormente e più velocemente con il governo, portando avanti più velocemente le istanze della popolazione. Ma ve lo devo dire io che non sono un politico, ragazzi. Fidatevi comunque. Per cui, signori, a questo punto, appello figlio d'Apollo. E Stefano Branca non è un politico di professione, lui ci sta provando perché ama disperatamente la sua città, e già in questi anni ti sei tuffato in questa bellissima avventura di seguire la politica, ascoltare i cittadini, e non ti sei arreso lo scorso giro, non sei stato eletto, ma cosa me ne frega, io sono qua per amore della mia terra, per ascoltare la gente. Hai fatto decine e decine di sedute di consiglio comunale, ad ascoltare, a partecipare, a portare le istanze. Chi te lo fa fare? Chi non mi conosce, ma chi te lo fa fare? Questa è amore e difesa per il proprio territorio. Esatto. Questo è il motivo per cui bisogna fare politica. Non ci sono altri motivi, ragazzi. Non diventi ricco a fare il consigliere comunale, neanche a fare il sindaco, anzi sono soltanto beghe e troppo spesso abbiamo visto guai. Se lo fai è per amore della tua città. Esatto. Cos'altro aggiungere? Ti do ancora un minuto. Ultima cosa, sempre collegata con la sicurezza, lo sport, ragazzi. Abbiamo bisogno di ripartire con lo sport, che lo sport è sicurezza, è salute, educazione. Bravo. E anche lo sport, lo dico da sportivo, tiene lontani le persone dai guai, tiene lontani i problemi. Abbiamo bisogno anche di infrastrutture che possono dare lustro alla città, che possono permettere ai ragazzi di allenarsi e di fare sport in maniera sana, in maniera consistente a Legnano, e anche questo fa parte sempre del progetto di, come dicevo, di avere una città più sicura, più a norma e più fatta per le persone. Quindi anche qui appello anche a fare sport, magari con delle strutture adeguate per tutti quanti. È la cosa più importante, ragazzi, per far sì che il vostro figlio non cominci a circolare con il coltellino o con il macetino da tasca, visto che ha dei maestri che li influenzano e sono i figli del barcone, che ormai arrivano da tutte le parti. Lo sport, spostiamo queste persone a fare sport, a gareggiare, una bella corsetta, a gli passa la voglia, al posto che ammazzarsi con il coltello, fare la danza del coltello. Ragazzi, io sto diventando razzista sempre di più, giuro, ma non faccio apposta. Razzista sì, ma in senso buono. Che cosa se non ringraziare Stefano Branca, candidato a consigliere comunale per Legnano, a sostegno di Mario Almici, sindaco. Me lo saluti il Mario? Assolutamente. Mi saluti la banda bellissima del centrodestra? Assolutamente sì. Appello al voto 24-25 maggio 2026. Andate a votare, ma non solo, chiamate amici, parenti, quelle persone che dicono tanto non cambia nulla, tanto è inutile che andiamo a votare, convincete tutti, perché è già successo 5 anni fa, 5 anni e mezzo ormai, 5 anni e mezzo fa. Bisogna portare la gente a votare, perché se i vostri amici non vanno a votare, comunque la politica si occuperà di voi, comunque la politica, chi andrà al governo, si occuperà anche di voi e dei vostri amici che dicono tanto inutile che vado a votare. Quindi andate a votare, votate la Lega, perché la Lega è il movimento del territorio fatto di persone che ascoltano, e quindi votate il centrodestra a Legnano per Mario Almici sindaco. Andate e portatevi tutti i vostri amici, parenti e conoscenti. Sul culo dal divano, mi raccomando. Bravo. Non arrendiamoci alla sinistra. Grazie Mai. davvero, Stefano. Auguro. Grazie a te e buona giornata a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare. Lavoravo a tempo pieno in un negozio, giuro più ci stavo dentro più non mi sentivo a posto. Ho solo imparato a non avere sonno. Voglio solamente accendere le luci dentro la mia testa, quindi datemi un interruttore e aspettate il mio segnale. Ora salta lo stadio, mette a palla la musica. Ogni inizio è la fine del mondo, come una bomba atomica. Fuggono via, scappano via, le giornate perse come tante, a correre dentro me, per non pensare a cose importanti. Una bugia, sentire mia, quella strada che non mi appartiene, il reduce, colpevole, perché non so mai dove andare. Mamma mi diceva tutti vanno avanti, tu fai come i gamberi, vuoi mettere la testa a posto, io che non avevo neanche un fisso. Voglio solamente accendere le luci dentro la mia testa, quindi datemi un interruttore e mettetevi a ballare. Ora salta lo stadio, metti a palla la musica. Ogni inizio è la fine del mondo, come una bomba atomica. Tu puoi anche non credere in me e lasciare tutto com'è. Una vita normale, il silenzio totale, tutto da perdere, ma non c'è niente da perdere. Push the button, push the button. Ta-ra-ta-tan. Oh, roba buona, Push the Button, Costanzo Del Pinto, era lui, sì, era lui, cacchio. Come va?
Come va, ragazzi? Siamo ancora un po' incazzati perché quando si parla di territorio, delle cose brutte che succedono nelle nostre città, eccetera, un pochino ci arrabbiamo, ma il peggio potrebbe ancora venire, signori, perché tutte le sfighe ormai ci sono arrivate. Che cosa manca? Manca l'invasione delle cavallette e quella degli alieni. Sì, e allora misteri, apparizioni, sparizioni, signori, citiamo certamente il grande Ezio Greggio, perché ora vi porto su un argomento che vi piace molto, lo so benissimo, anche perché noi di ufologia e non soltanto ci siamo occupati in passato. Salutiamo un certo Alfredo Lissoni, che qualcuno di voi si ricorderà ha condotto per anni una trasmissione su queste frequenze che parlava di UFO o di cose strane, e ci siamo un po' accorti che ognuno di noi c'ha qualche cosa di strano e probabilmente potremmo anche far parte di quella specie. Vi presento chi ho di fianco a me, anche perché c'è un personaggio che non potete non conoscere, ragazzi miei, ne ha combinate di tutti i colori come attore, ma non soltanto, e in TV poi ha fatto Stranamore, tante situation comedy, produttore televisivo, quindi sceneggiatore, regista, ma è stato l'attore di Bomber, di Sapore di Mare, e cos'altro ho dimenticato? Giorgio Vignali, ciao! Buongiorno, ciao a tutti, grazie di avermi invitato, grazie di essere qui. Che sono io che ringrazio te, ci hai fatto un regalo incredibile, un flashback subito quando ho detto in redazione e il tuo nome, oh cavolo, dopo ci spiegherai perché sei entrato in questa incredibile avventura, perché c'è un motivo sicuro, bello tosto. Con noi abbiamo Executive Manager, signori, si dice così, l'ho detto Sì, giusto, esatto. non ce la farò mai, del progetto, si chiama Oltre la Terra. Questo progetto che è anche un sito, dimmelo subito, sì. È un Sì. sito, basta scrivere Oltre la Terra e voi saltate fuori, anche su Instagram, vi ho visto. Certo, sì, sì. Sonia Carapezzi! Grazie. Sonia, prima di tutto l'invidia del tuo bellissimo look, un Outfit. colore stupendo, e se non ci vedete in radiovisione peggio per voi, tanto siamo anche una radio. E adesso partiamo. Allora, parte il Giorgio a spiegare che cos'è questo progetto che si chiama Oltre la Terra. Io ho parlato di UFO, ma è soltanto un esempio per Picciu attirare l'attenzione, perché so se quando dico UFO, tutti, oh cazzo gli UFO. E adesso che c'è Trump che sta desecretando le cose, ci ha detto, te divertitevi. Però io faccio rassegna stampa e non è ancora uscito un cacchio. Cioè divertitevi con cosa? Se non ci fate divertire un attimo. Giorgio Vignali, perché questa decisione di entrare nel progetto Oltre la Terra? Che cos'è il progetto Oltre la Terra? Perché UFO, ma non soltanto UFO. Giorgio. Ecco, allora, dunque, dovete sapere che moltissimi anni fa, era 1976, e la notte io facevo il DJ in discoteca al Circeo, e quel giorno lì morì Paolo VI e ci fu il lutto nazionale fino a mezzanotte, non si poteva aprire la discoteca, bisognava aspettare il giorno dopo, quindi dopo la mezzanotte. Ero fuori da una discoteca insieme ad altre 200 persone che aspettavano che aprissero le porte. C'era un tetto di nuvole bassissimo, bello fitto, e mentre stavamo lì in attesa mangiando un gelato abbiamo visto le luci che si spengevano e si riaccendevano. Abbiamo alzato tutti gli occhi al cielo ed è passato un globo arancione enorme, silenzioso, si sentiva solo spostamento d'aria, tutti urlavano, tutti. Mio fratello, che stava a Sabaudia, alla stessa ora mi disse che quella sera, appunto alla stessa ora, era suonato l'allarme antiaereo della scuola di artiglieria antiaerea che c'è a Sabaudia. L'anno dopo, stavo sempre alla discoteca, alla bussola del Circeo, finisco la serata, esco, vado a trovare un mio amico, un altro DJ di Roma che lavorava alla discoteca vicino, e comincia a raccontare, sia a lui che al proprietario della discoteca, comincia a raccontare l'evento che avevo assistito l'anno precedente. E il proprietario della discoteca era un San Feliciano di quelli molto terra, 5 valori nella vita, vi lascio immaginare quali sono, a cominciare dal denaro al primo. Mentre parlavamo lui mi prendeva in giro, poi vede 2 puntini luminosi nel cielo altissimi che andavano molto veloci e mi dice, mo sai vedere che questi sono UFI.
Come finisce di parlare i due UFI, come finisce di parlare i due oggetti si fermano, uno schizza indietro a una velocità incredibile, l'altro schizza in avanti e San Feliciano ha cominciato a tirare giù tutti i santi e le Madonne perché non ci credeva. Poi dopo non ho approfondito, anche perché era morto mio padre, c'avevo da lavorare, da mantenere una famiglia, c'avevo da fare tante cose, quindi mi sono un po' distratto. Ma anni fa, durante il periodo della pandemenza, ho cominciato a... Ha detto pandemenza, no, sicuramente si è sbagliato a parlare. Sì, sicuramente, non vorrei che capisse, non vorrei che pensasse che io sia un Novax, assolutamente, proprio, anzi, ne ho fatti 3. Non so dove, però l'ho fatti. Ho cominciato ad approfondire, dovete sapere, innanzitutto io ho avuto un avvertimento a proposito della pandemenza. Ero tornato dall'India, perché collaboro con gli indiani, lavoro con gli indiani spesso nel cinema, e una notte mi addormento sul divano e faccio un sogno molto particolare. Mi trovavo in un tempio indiano di quelli che c'ha l'ara in basso. Era un sogno fortissimo, nitidissimo, ve lo posso disegnare anche oggi a distanza di 5 anni. A un certo punto vedo un liquido che entra e invade il tempio. Non era un'onda, era un liquido che entrava silenzioso, scivolava silenzioso e copriva tutto il tempio. Io vedo l'uscita dall'altra parte e dico vabbè, mi tuffo 2 bracciate e sto fuori. Sento piangere, mi giro, c'era una signora con 2 bambine che piangeva. Dico, signora, gli indiani non sanno nuotare, hanno un rapporto col mare, anche perché hanno un mare abbastanza difficile, perché c'ha delle correnti abbastanza pericolose. E dico, perché piange, signora? Non sappiamo nuotare, non sappiamo come andare dall'altra parte. E dico, guardi, una per una vi carico sulle spalle e andiamo di là. Mi tuffo con una bambina sulle spalle, mi sento bagnato vero, mi sveglio di colpo dicendo, ma sono fatto addosso. Perché... E questo sogno mi è rimasto impresso molto vivamente all'interno, cercavo di ricacciarlo e tornava su. 3 giorni dopo ho fatto un altro sogno che mi avvertiva di un evento drammatico che è successo e che era come di bello, non stiamo a scherzare. Guarda quello che ti abbiamo detto. Ho chiamato un mio amico di Roma, un professore che fa delle ricerche molto alternative, lui cura con le frequenze, genera energia elettrica con le frequenze. E gli ho detto, Andrea, scusa, ma tu che ne pensi di sta sostanza che ci vogliono mettere dentro? Ho detto, lascia perdere, sta fermo, ci vogliono ammazzare. Mi scrive un architetto da Giussano, mi dice, signor Vignali, io sono un architetto, scrivo sceneggiature, mi piacerebbe confrontarmi con lei perché lei è conosciuto per le sceneggiature. Di guarda, ben volentieri, vediamoci. Grazie signor Vignali, mi raccomando non si vaccini. A che lo chiamo, dico, scusa, vediamoci subito, vorrei capire una cosa. Vado su a Giussano, ho scoperto la Resistenza Cattolica, tutti i seguaci di Padre Pio che hanno cercato e hanno salvato 1 milione di persone su nel nord. E da parte mia pure ho portati tanti al salvataggio. E in questo periodo qui mi sono avvicinato, grazie a questo professore che da tempo lui mi parlava degli alieni sulla Terra, degli alieni fuori dalla Terra, delle varie razze aliene. Mi sono avvicinato a questo progetto più per curiosità, anche perché poi il produttore, che è un mio caro amico, mi ha detto Giorgio, ho bisogno di un regista. Poi da regista mi ha fatto fare l'intervistatore pure e adesso sono direttore artistico, va bene. E mi sono avvicinato con lo scetticismo che devo avere sempre nei confronti dei concetti, dei contenuti, per rispetto di chi poi guarda le cose che registriamo. Ma scettico dopo scettico cominci a parlare con delle persone e ti accorgi che quello che dicono ci credono veramente. Allora, a quel punto la difficoltà è capire se sono certi di aver visto qualcosa o pensano di aver visto qualche cosa, perché ci sono anche molte persone in buona fede che sono convinti. Faccio un esempio: un giorno arriva un ricercatore e dice guarda, ho fatto le fotografie, guarda questo oggetto qui. Lui aveva messo la macchina fotografica, come si dice, adesso mi sfugge il nome, che faceva scatti in continuazione, no? E si vedeva questo oggettino piccolino con delle vibrazioni alari. E dici, vedi, questo è un oggetto volante che sta passando da dimensione a dimensione perché vede le vibrazioni. Ho preso la foto, l'ho mandata ad analizzare, perché ci sono dei laboratori che analizzano. Mi hanno detto guarda Giorgio Borello, è convinto che ha visto un UFO, questa era la mosca.
gli è passata davanti l'obiettivo, lui non l'ha vista, l'obiettivo ha fissato e le 2 vibrazioni sono le ali della mosca. Quindi voglio dire, ci sono persone in buona fede che pensano di aver visto, ci sono persone, qualcuno anche in malafede, se lo trovi, ma bene o male lo capisci, perché prima di fare le interviste che vedrete in Oltre la Terra, io faccio una lunga telefonata con una serie di domande che mi segno, poi il giorno prima dell'intervista gliele rifaccio, poi prima dell'intervista gliele rifaccio, poi durante l'intervista gliele faccio e poi la sera a cena col vino gliele rifaccio ancora in maniera molto, per capire se entrano in contraddizione, se aggiungono, come fa la polizia, né più né meno, il sistema è identico e non ho mai trovato contraddizioni, non ho mai trovato nessuno, soprattutto di questi più acclamati ricercatori come Malanga o come Nicolò Di Lella, non ho mai trovato nessuno che cadesse in contraddizione, anzi. Nella piattaforma, infatti, noi vogliamo analizzare non solo il fenomeno degli oggetti volanti, non solo il fenomeno degli alieni sulla Terra o fuori dalla Terra, analizziamo tutto quello che potrebbe in qualche modo essere una realtà alternativa o una realtà effettiva. Ci sono argomenti tipo la medicina, l'alimentazione sana, medicina alternativa, erbe officinali, vari tipi di argomenti di ricerche, anche questo dovrebbe essere molto fedele, molto vicino a voi, anche l'autodeterminazione. Autodeterminazione dei popoli, dicevamo un tempo, è vero, Che è un articolo della Costituzione italiana che riconosce è in voglia e spinge all'autodeterminazione del popolo. E quindi il senso di tutta questa piattaforma è quella di suscitare curiosità. Dalla curiosità nasce il dubbio, dal dubbio nasce la ricerca e dalla ricerca ognuno riesce a trovare la propria verità e a diventare anche un po' più libero. E quindi sei sulla radio giusta, perché noi ci chiamiamo Radio Libertà. Signori, Giorgio Vignali, che conoscete e ricordate in questa meravigliosa avventura nuova per tutti noi, che si chiama Oltre la Terra, che è un sito internet che trovate facilmente anche su Instagram e che ci vuole, posso parlare in dialetto, menare via per un attimo dalla realtà, ma poi ti accorgi che la viviamo comunque questa realtà, ma magari anche con occhi diversi, perché come dico sempre la verità sta nel mezzo e anche nel mezzo di informazione che tu utilizzi. E qui naturalmente io parlo anche con migliaia di quei famosi gomblottisti, così chiamati, vi chiamo anche così ridendo e scherzando, che so che ascoltate questa radio, che siete rimasti orfani di alcune radio perché stanno chiudendo tutte quelle che dicono determinate cose fuori dal seminato, da BioBlue ad altre situazioni. Beh, allora chiediamo adesso a Sonia Carapezzi, che si occupa di tutto quello che ruota intorno a questo progetto. Cosa stai portando avanti tu? Ma c'ho anche questo videoclip e questo promo, Sì. quando vuoi me lo chiami io te lo mando. Sì, mandiamolo Bellissimo, subito. bellissimo da Grazie. vedere in radiovisione, bellissimo, potentissimo, non so quanta intelligenza artificiale non solo ci avete messo dentro, ma è simpaticissimo e ti fa capire di come su questo canale si va a intervistare persone, ma si va a scavare cercando qualche cosa di più. Lo vediamo, sono 2 minuti e poi ci racconti. Buongiorno, buon adesso e buon sempre, perché, diciamocelo, non esiste altro che un eterno presente. Emilio Cozzi, sei un extraterrestre? Sono sia un extraterrestre che no, come in realtà tutti noi. Quando non sono un extraterrestre faccio l'attore per campare. Occhio perché dà una scossa fortissima. No, Sei ragazzi, pronta? no. Ma non è vero, sto scherzando. Il consigliere Battiato, o meglio Burgess, ci vogliono livelli di perfezione. Credo di aver lavorato sotto l'influenza degli alieni. Ok. Sai, probabilmente non hanno fatto l'antinfluenzale. La Sardegna è terra di avvistamenti, si sa, Fred. Io mi ricordo che quando ero piccolo abitavo in campagna e ho visto un UFO. Noi lottiamo per un'allucinazione collettiva, che non sono gli UFO, sono no. i confini.
Cioè si erano appiccicate queste entità, capito? Cioè, Non tanto. Vedevo me che stavo dormendo e non riuscivo a rientrare nel corpo. io... Truffe agli alieni. Vanna Marchi su Marte. Però la luce trionferà sempre. E allora speriamo che l'Enel non ci mandi la bolletta. Forse una bolla di sapone. Per rappresentare la nostra civiltà. Sì. E poi così. Il mio agire nel campo elettromagnetico più Sintesi, Lorenit. E quindi sono un extraterrestre? No? Ma sto cercando di costruirne uno. Ti ripeto, per me è sempre una lotta tra... Ragazzi, roba buona oltre la terra Gesù pure, secondo me, è un... che trovate facilmente su internet, ma adesso ci spiega meglio la Sonia Carapezzi. Qualunque sia il vostro pensiero su qualunque argomento, abbiamo detto gli UFO, ma non soltanto, spiritualità, benessere, salute, mistero, che sembra una stupidata, ma ci sono tante cose a volte dal mistero. Noi abbiamo una trasmissione che si chiama Giallo Radio, che parla proprio dei gialli di questi anni e misteri insoluti, o che sono stati risolti magari mandando qualcuno in galera che non aveva fatto assolutamente nulla, ma ce ne sono molti altri ancora più misteriosi che i giornalisti non hanno tempo né voglia di affrontare. Sonia Carapezzi, dici la tua, dai. Sì. Allora, su questa piattaforma streaming uniamo appunto il mistero, la spiritualità e l'ufologia. Questo perché proprio grazie al mistero noi di solito iniziamo a porci delle domande e quelle domande ci portano alla ricerca di una consapevolezza diversa e quindi alla spiritualità, tenendo presente che la spiritualità per noi di Oltre la Terra è una migliore interpretazione della realtà. E dalla spiritualità poi in realtà si passa anche a comprendere meglio se stessi, entrare in contatto con la parte più profonda di noi e quando si è lì probabilmente si capisce che insomma esistono magari realtà parallele, il mondo extraterrestre e nuovi argomenti che potete seguire appunto anche su Oltre la Terra. Cioè, capite, la realtà si può migliorare e quello che viviamo si può ulteriormente capire, una migliore interpretazione della realtà. È interessante. Sì. Che cosa vogliono i tuoi interlocutori? Cosa cercano? Chi viene sul sito Oltre la Terra, chi frequenta i vostri canali, chi frequenta anche voi? Allora, diciamo che c'è una nicchia di persone che è sempre più attenta a determinate tematiche e queste tematiche che un tempo forse erano relegate solamente ad alcune persone, adesso stanno diventando sempre di più mainstream. Quindi il nostro pubblico si fa delle domande che possono sembrare scomode, delle domande a cui è difficile trovare delle risposte. E quindi hanno bisogno di essere guidate in un percorso per cui appunto i ricercatori di Oltre la Terra, a mio avviso, riescono a fornirgli tutte quelle risposte che difficilmente trovano altrove. Senti, ma io faccio rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30 e perché queste cose non le trovo sui quotidiani? Perché c'è questo blocco che io le metterei anche tra le notizie più leggere, eccetera, ci può stare, eccetera. No, adesso anche questa cosa di Trump che ha desecretato, eccetera, non appare ancora nulla. Apparirà qualche cosa, qualcuno avrà coraggio di mostrare delle notizie, dei filmati, delle fotografie che prima erano state messe tra i segreti. Allora, al momento sul sito war.gov sono stati desecretati comunque 161 casi, che probabilmente non sono ancora quelli eclatanti, ma che sicuramente fanno capire all'opinione pubblica che ci stiamo muovendo in una direzione univoca, che è quella di farci capire che non siamo soli nell'universo, ecco. Qualcosa si muove
E intanto io ripropongo ancora per qualche istante dal mio computer esempi di quello che è questo canale che trovate. C'è il sito, lo ricordiamo? Certo, è www.oltrelaterra.com e poi siamo disponibili su tutte le piattaforme social. Sul cursore ti faccio sentire ancora un paio di minuti. Siamo con Elena Belotti, sensitiva, mentore. All'età di 8 anni mi sono veramente resa conto di avere delle visioni che gli altri non avevano. Francesco è un divulgatore oggi, ma è anche un ricercatore, un alchimista. Io direi, si potrebbe dire, esploratore dell'anima. Leonida, a parte un nome affascinante, è anche un personaggio affascinante. Perché ti fai chiamare Guru Leonida? E cosa significa Guru? Gu significa oscurità, Ru significa luce. E quindi è colui o colei che ha forgiato se stesso per passare dall'oscurità alla luce. Ci ho capite, signori? Salute, benessere, spiritualità, ufologia, mistero. Oggi vi abbiamo menato via dalla consueta politica, dai casini, dai Maranza, ma chissà, ci saranno anche gli alieni un po' Maranza, speriamo di no. Parlando del sito Oltre la Terra, con l'attore regista Giorgio Vignali, con Sonia Carapezzi. Gli ultimi 2 minuti li regalo, Giorgio, a te. Dai. Va bene, io volevo dirvi che fra i tanti argomenti che troverete sulla piattaforma c'è uno molto interessante, che è anche quello della storia proibita, che racconta una versione alternativa della storia che abbiamo vissuto, alternativa a quella che ci viene raccontata, anche perché poi lo sapete benissimo che la storia viene scritta dai vincitori, no? Quindi, e poi dalla prossima settimana troverete delle interviste con delle persone, dei contattisti straordinari che abbiamo fatto ad Assisi, e tu vedrai che mi richiamerete perché è successo qualcosa di incredibile e lo vedrete in diretta sulla piattaforma fra una settimana, perché ho fatto un'intervista a un essere di luce che però è molto vicino a noi italiani. Non voglio anticiparvi nulla perché sarà una sorpresa. Ha chiamato essere di luce, ragazzi, e qui stiamo già parlando un linguaggio che fa tirar su le antenne a qualcuno. Guarda, è stata anche per me, con tutto lo scetticismo che mi contraddistingue, è stata una folgorazione, perché credo di essere stato l'unico vivente oggi a aver intervistato questo personaggio. Ve lo lascio e vedrete che dopo, anche guardalo quando capiterà, vedrete che dopo ne riparleremo, perché è una botta fortissima. Volentieri, voglio l'essere di luce, me lo mandate via WhatsApp, lo commento, lo trasmetto e poi ci risentiamo. Giorgio Vignali, Sonia Carapezzi, non posso che ringraziarvi veramente, perché questa informazione, ed è anche il lavoro di noi giornalisti, insinuarvi il dubbio. Sì, sarà così davvero, ma è proprio vero quello che scrivono, ma non è che c'è un'altra verità, un'altra realtà? Tanti punti interrogativi che ci sono anche nella nostra vita di tutti i giorni, e il problema è che siamo instradati verso altre cose e altre invece non vengono prese in considerazione. Sonia, Giorgio, buon lavoro. Oltre la Terra, cercate questo sito, ma restiamo in contatto. Qualcosa mi dice che ci risentiremo e ci rivedremo. Grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Avete ascoltato